Si è svolto presso l'Ordine degli Ingegneri di Agrigento un seminario sul tema Ingegneria o follia, nuove frontiere per le metodologie didattiche e tecnologiche, che hanno visto il coinvolgimento di tanti prestigiosi relatori e ospiti dell'Ordine da tutta la provincia. I lavori sono stati diretti dal presidente dell'Ordine degli Ingegneri Achille Furioso, che online si è collegato anche con la senatrice Barbara Floridia, sottosegretario di Stato all'istruzione, con l'ingegnere palermitano Leonardo Durante, docente unico finalista del Global Teacher Prize 2021, quindi a seguire una tavola di rotonda mista con il metodo delle domande e rispondi, con l'ingegnere Calogero Cucchiara, docente universitario, l'ingegnere Antonino Cellura, Francesco Pira, esperto in comunicazione e sociologo, Sandra Scicolone, dirigente scolastica, oltre ai colleghi ingegneri che lo hanno seguito di persona presso la sede dell'Ordine. Giornata storica per l'Ordine di Agrigento per tantissimi motivi, sia per questa qualificatissima, autorevole e prestigiosissima presenza, qualificata anche perché è entrato nel merito del tema, delle nuove tecnologie, del modo nuovo di insegnare. Noi ingegneri siamo anche docenti, quindi ha anche lei riconosciuto l'importante ruolo degli ingegneri nel mondo della scuola. Lei si è spesa tantissimo in questo senso, abbiamo dibattuto e fatto tante importanti riflessioni su argomenti che possiamo approfondire nel proseguo. Tra gli ospiti c'era il professore Leonardo Durante, che è tra i 50 l'unico italiano rimasto ancora in lista per vincere il premio di miglior professore del mondo. È un ingegnere, è siciliano, ha fatto l'Università di Palermo come noi e quindi è stato un motivo d'orgoglio averlo qui ospite in questo momento. La sottosegretaria lo ha invitato a venire al Ministero e lei stessa ha detto che lo andrà a trovare perché i suoi brevetti, i brevetti dei suoi allievi stanno facendo furore, sono come dire, voluti da tutte le aziende e poi la cosa importante per parlare di Ordine degli Ingegneri, direi che è un momento storico anche perché avviamo oggi per la prima volta nella storia la formazione di tipo misto, cioè persone presenti in sala, colleghi che assistono in diretta, un numero limitato anche per motivi di Covid, e ben 300 in questo momento sono collegati in tutta la provincia e anche nel resto d'Italia, iscritti all'Ordine di Agrigento, stanno apprezzando tantissimo questo evento che è veramente il primo, ci auguriamo, di tanti interventi eventi importantissimi che daranno sicuramente la possibilità a tutti gli iscritti della provincia di Agrigento di accrescere le loro competenze professionali. Sono previsti altri qualificati interventi durante questa riunione? Sì, saranno previsti la tavola rotonda, c'è un momento di tavola rotonda in cui sarà presente anche il professore Pira, che è anche docente universitario a Messina, è portavoce del rettore, è responsabile di un importantissimo progetto Erasmus con l'Università polacca. Lui è un esperto di comunicazione, ha scritto tanti libri, l'ultimo è quello Figli delle App. Sarà presente anche la professoressa Sandra Scicolone per conto dell'Associazione Nazionale Presidi. Lei è componente dello staff nazionale dell'Associazione Nazionale Presidi. Poi abbiamo ovviamente il presidente della Commissione Formazione dell'Ordine, che è il professore Cucchiara, e il presidente della Commissione Docenti dell'Ordine, che è il professore Antonino Cellura di Licata. Ecco, momenti importanti che avranno anche un suo seguito. Sicuramente, perché faremo degli approfondimenti e già ci siamo dati appuntamento a breve per rilanciare il tema dei docenti anche sotto altri punti di vista, come per esempio quello della cassa di previdenza, della gestione separata. Noi ingegneri docenti abbiamo più volte evidenziato che c'è una sorta di discriminazione in questo senso, perché ci viene inibita l'iscrizione a Inercassa con una serie di problematiche che evidentemente vanno risolte quanto prima nell'interesse di tutta la categoria degli ingegneri ed in particolare degli ingegneri docenti.